Seconda corsa dall'Arcoveggio in 8 al via, cavalli di 3 anni, ritirato Ecuador Griff, 2 England AS, 3 Excellent MSC, 3 Endrigo, 4 Exeter dei Greppi, 6 Express Dark in seconda linea, 7 Ellie Step, 8 Evita Trio, 9 Estanoce. Favori per England AS numero 2 Alessandro Gocciadoro, partiti con England AS che cerca di... Numero 3 di Excellent MSC squalificato. Mentre England AS numero rientra 8 bene Evita Trio squalificato. a Exeter dei Greppi che è costretto in seconda posizione, intanto la squalifica anche per Evita Trio. E all'esterno vediamo la mossa di Express Dark che va subito a presentarsi e a ottenere strada dalla leader. 400 metri, passa con un parziale in 15,3. L'allievo di Enrico Berlei, Express Dark dunque, una volta sulle gambe, Enrico lo ha subito spostato all'esterno e è andato sull'allieva di Alessandro Gocciadoro per presentarsi e passare. 45,8 il passaggio ai 600, terza posizione più indietro per il numero 5 Exeter dei Greppi, mentre gli altri sono molto più discosti, capeggiati da Ellie Step che precede Estanoce, quindi Endrigo. Tanto percorsi i primi 800 metri di gara con situazione tattica invariata, tutti in fila indiana, chilometro in 1, 18,2, con Express Dark che guida nei confronti di England AS e di Exeter dei Greppi. Gli altri rimangono a distanze abbastanza lontane, mentre prova a spostare a questo punto England AS a 400 dalla conclusione. I primi due prendono vantaggio anche da Exeter dei Greppi che è ora una quindicina di metri. Si mantiene in vantaggio Express Dark, insiste England AS, i due alle prese all'ingresso in addirittura d'arrivo. Sembra venire meglio l'allieva di Alessandro Gocciadoro, ma Enrico Berlei ancora si difende lungo la corda, i due alle prese a 80 dalla conclusione, con Express Dark che si difende nel finale. Express Dark vince ancora nei confronti di England AS, mentre al terzo finisce Exeter dei Greppi, 1:16,6 con 29,6 a chiudere. Bel primo piano per Enrico Berlei ed Express Dark che alla seconda in carriera sfilano in meno di 400 metri per poi controllare il bel finale di England AS che dava l'impressione di poter passare, ma Express Dark si è ripreso molto bene lungo la corda e ha respinto nettamente fin sul palo tutti i tentativi di England AS. Express Dark dunque Enrico Berlei per conto della società Allevamento Berlei e della scuderia Chelsea SRL.